Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, con Laila Marangoni, liste amministrative 2022. Lei è la rappresentante di quale lista, Marangoni? Allora, buongiorno intanto a tutti. La mia lista si chiamerà Con Laila, Sindaco, Viviamo Taglio di Po. Ecco, è una lista civica, però appoggiata da vari partiti, o sbaglio? Allora, è una lista civica appoggiata da tutto il centrodestra, molto unito, tengo a precisarlo, e da persone da cittadini liberi da ogni vincolo di partito, che hanno aderito a questo nostro progetto. Ecco, tra l'altro è una lista giovane, molti laureati all'interno della sua lista. Volevo farla per ultima questa domanda, però gliela faccio adesso. Le nuove generazioni, che rapporto ha? Riesce a gestirle, visto che diciamo che lei è una veterana della politica, da più di 20 anni in politica, non è la prima volta che si presenta, poi dopo ne parliamo anche delle passate amministrative. Scalpitano? Riesce a gestirli come... Allora, diciamo che sono la vecchietta del gruppo, anzi la più matura, diciamo, ecco, facciamo questo rapporto. No, non ho avuto assolutamente nessun problema, e d'altra parte le idee dei giovani devono mescolarsi con quelli che sono più maturi per ottenere un mix buono. Assolutamente nessunissimo problema. Ecco, lei si presenta per la seconda volta. Ecco, Sì. le passate amministrative lei ha perso per una manciata di voti, e c'era altre 4 liste. Questo giro siete solo in 2, tra l'altro 2 Marangoni. Sì, siamo 2 cugini. Potrà essere un vantaggio per lei questo? Ma non lo so, perché in effetti quando si è dentro la cabina non si sa quale sia il volere del cittadino, dell'elettore. Non lo so, non saprei dire, perché poi le cose in 5 anni cambiano e di conseguenza lo scopriremo il 14 di giugno all'apertura delle schede. Ecco, lei in 10 anni di amministrazione Siviero si è molto, molto spesso scontrata con Siviero. Cos'è che vorrebbe criticare in modo particolare di questi 10 anni? Allora, io mi sono ripromessa di non parlare dell'uscente amministrazione, perché quello che noi vogliamo è chiudere un libro e aprirne uno con delle pagine bianche da poter scrivere con cose belle. La domanda che spesso si fa, i primi 100 giorni cosa farà, o meglio, quali sono secondo lei le criticità di Taglio di Po? Visto che lei lo conosce molto bene, è un'imprenditrice, ha fatto molta attività sia di volontariato e politica, e quindi le prime cose, le criticità che vede nel suo paese in particolare. Beh, guardi, forse una cosa un po' che diranno tutti, io vedo molta criticità sulla viabilità, ma quello che mi interessa molto è il lavoro, perché se non ci preoccupiamo del lavoro i nostri giovani scappano e anche chi resta ne soffre. I 100 giorni, scusa che mi hai chiesto i 100 giorni, nei 100 giorni ho in mente tante cose, però dipende anche dalla situazione che troveremo, perché non tutto ci è stato detto. Sì, in un'altra intervista che avevo fatto al suo competitor diceva che abbiamo tanti fondi anche attraverso il PNRR che saranno disponibili in ogni caso per il prossimo sindaco. Secondo lei si è agito bene? Sarà una buona eredità? Si poteva fare di più? Beh, di più si può sempre fare, però bisogna anche trovarsi sempre nelle condizioni. Io dico solamente che i fondi ci sono quando arrivano o sono approvati. Se sono solo delle idee, la cosa diventa un po' più difficile. Comunque sicuramente quello che troveremo in buono lo renderemo anche merito a chi di dovere. Ecco, abbiamo chiesto sia a Portoviejo che a Taglio di Po. Sarà una campagna elettorale tranquilla, aggressiva, perlomeno da parte sua o da parte del suo competitor, secondo lei? Ma guarda, non penso che questo sia il momento di essere aggressivi. Siamo già circondati da tante cose aggressive che non vorremmo iniziare con questo piede. Io dico solo che i cittadini, confido in loro, e quello che è l'amministrazione uscente lo vedano con i loro occhi intorno al loro territorio. Ecco, la ringrazio. E voi presenterete la lista quando? Allora, noi presenteremo la lista sabato 14 in Sala Europa, siamo pronti, presenteremo non solo la lista ma anche il nostro programma, perciò vi invito sin d'ora alle ore 21
inizieremo. Poi avremo vari appuntamenti di cui vi renderemo noti durante la serata che terremo nella nostra sede in via San Marco, tanto per capirci ex Cicli Viviani di fronte alle scuole. Sono appuntamenti dedicati a varie categorie, a vari momenti, e vi invitiamo appunto di partecipare. È anche un momento per confrontarci, perché confrontarci va sempre bene. Io vi ringrazio e mi auguro buona campagna elettorale e auguro a voi buon voto. Grazie. Perfetto. E come ha detto anche ai suoi competitor, Portovino e Taglio di Po, comunque vada sarà un successo. Taglio di Po è un'altra cosa, comunque vada il sindaco sarà un Marangoni. Brava!